sull'altopiano di Asiago ogni silenzio è custodito dai boschi, ogni orizzonte è una promessa. Asiago Go Green non è solo un progetto, è il nostro patto con la terra che ci ospita, un impegno a proteggere, innovare e far crescere il futuro in armonia con ciò che amiamo. Perché qui tra il cielo e i prati non possiamo permetterci di perdere quello che abbiamo di più caro, la nostra casa. Asiago Go Green è la risposta concreta alle sfide che non possiamo più ignorare e ne parliamo con il sindaco di Asiago, l'avvocato Roberto Rigoni Sterna. Buonasera, avvocato. Buonasera. Buonasera. Sindaco, come è nato il progetto di Asiago Go Green e cosa si tratta? Partiamo dal presupposto che Asiago e tutto l'altopiano di 7 comuni sono una delle zone più verdi d'Italia e d'Europa, direi, perché l'altopiano di Asiago è certamente l'altopiano più vasto di tutta Europa e ci contraddistingue la grande presenza di verde, il verde dei pascoli, dei prati, dei nostri boschi. Quindi abbiamo pensato di mettere in campo una progettualità seria che potesse andare incontro anche alle esigenze del cambiamento climatico, le esigenze che sono indotte dal cambio del clima e dalla cosiddetta transizione ecologica, e quindi l'iniziativa nasce dalla volontà di poter sensibilizzare non soltanto i nostri cittadini verso una cultura più ambientalmente orientata, ma anche i molti turisti che frequentano la nostra terra, cioè passando da un turismo per così dire di massa, noi oggi abbiamo parecchi problemi di overtourism, ad un turismo più consapevole, più elevato, più interessato anche a capire, a comprendere le tematiche ambientali, quali tematiche fondamentali per la crescita costruttiva, non soltanto della nostra comunità, ma di una realtà così importante dal punto di vista turistico quale la nostra. Quali sono, sindaco, le progettualità a cui state lavorando? Negli ultimi 20 anni abbiamo certamente lavorato verso una politica urbanistica di maggiore rispetto, di maggiore rigore in riferimento a quella che è la tutela dell'ambiente, cercando di limitare, ridurre drasticamente il consumo del suolo e incentivando il recupero dei molti volumi esistenti. Asiago, solo Asiago, ha 4.500 seconde case. Questo lo abbiamo fatto nell'ottica di preservare l'ambiente, che è la risorsa più importante del nostro territorio, per poter far sì che questo sia tramandato alle future generazioni. È un aspetto fondamentale su cui noi stiamo lavorando molto anche nel progetto Asiago Go Green per sensibilizzare l'opinione pubblica. Dal punto di vista energetico, sindaco, quali sono le vostre idee? Stiamo sensibilizzando sicuramente le fonti energetiche rinnovabili, abbiamo dotato i plessi del comune di pannelli fotovoltaici, stiamo incentivando l'avvio di una comunità energetica che vedrà sicuramente il coinvolgimento di molti cittadini, ma anche di molti turisti che hanno la loro seconda casa ad Asiago. Questa è una delle politiche più importanti che stiamo attuando sotto profilo energetico: fonti energetiche rinnovabili fotovoltaico, attuazione di una comunità energetica che vedrà il coinvolgimento di turisti e residenti in un progetto unitario di grande sostenibilità ambientale, estensione del teleriscaldamento, perché in questi ultimi anni noi abbiamo compiuto una sfida, abbiamo abbracciato un impegno importante con la nostra comunità, che è stato quello di prevedere le minori emissioni nel centro ma anche nelle contrade di Asiago attraverso l'uso del teleriscaldamento. Sindaco, ecco la meravigliosa Asiago. Diamo qualche numero, sì, perché importanti sono le novità quest'anno. Sì, noi abbiamo un grande riscontro di pubblico che abbiamo registrato nel corso degli ultimi anni. Fortunatamente la nostra località turistica, compresa di tutti i 7 comuni dell'altopiano, sta registrando un grande incremento turistico. Solo la città di Asiago ha avuto 39% di turismo, di presenza turistica negli ultimi 5 anni, e questo ci dà grande soddisfazione perché significa che c'è una ripresa nell'economia, ma c'è anche la consapevolezza che il turista che viene da Asiago può scoprire una montagna da vivere tutto l'anno. Ma è proprio vero che è risultata una delle 5 località turistiche montane più importanti d'Italia?
Ultimi dati, ultime novità. Questo è un sondaggio che ci è stato portato a conoscenza dall'agenzia, una primaria agenzia che lo ha condotto, la JFC, che su un campione di 1500 persone che frequentano la montagna nazionale ha reputato che Asiago possa essere inserita tra le prime 5 località turistiche nazionali della montagna. E attraverso questo meraviglioso territorio la parte del leone la fa lo sport, il divertimento per le tante persone che qui arrivano. Sì, e quella cosa bella che noi abbiamo è sicuramente l'ambiente. L'ambiente è unico, che si presta molto per la ciclopedonalità. La nostra montagna senza burroni, senza dirupi, è una montagna dolce che ti porta però anche sulle alte vette, oltre 2200 metri. Grazie alle e-bike è un turismo in forte ripresa, quello ciclopedonale, con circa 500 km di strade sterrate ciclopedonali, permette ai nostri turisti di godere veramente appieno il rapporto con la natura e con l'ambiente, ma anche con la storia. Pensiamo alle zone alte di Asiago dell'Altopiano, dove si sono combattute le battaglie della Grande Guerra. E per finire Caberland. È un bellissimo parco voluto dagli imprenditori di Caberlaba per poter attrarre il turismo delle famiglie, su cui noi stiamo lavorando molto, il turismo dei giovani, e che ci sta dando grande soddisfazione. Ed è lì che noi adesso portiamo. Grazie Sindaco. La nostra avventura parte a 1200 metri di altezza sul monte Caberlaba. Pensate che il parco Caberland, sì, così si chiama, è esteso per ben 40 ettari, ossia 400.000 metri quadrati. Ce lo racconta tutto d'un fiato Paolo Casellato. Ciao Paolo. Ciao, benvenuta a Caberland. Grazie. Paolo, questo è un parco meraviglioso, molto grande, che si appresta a diventare il parco a breve più grande d'Italia, quindi dislocato in tante aree. Ma che cos'è Caberland? Caberland è un parco di più divertimenti alla fine, dove una famiglia può trovare tante attrazioni da fare. Nasce come idea dall'amministrazione del sindaco Rigoni, alla fine, dove decide di investire nuovamente su questa zona con una nuova seggiovia. Quindi noi abbiamo assecondato l'idea dell'amministrazione presentando un progetto particolare, sempre legato agli investimenti fatti dal Comune, con questa nuova idea di parco divertimenti per le famiglie. Paolo, non è finita qua. Caberland, quello che sarà il parco più grande d'Italia, ha molto altro da offrire. Eccole qui, seggiovia con i sentieri pedonali, fan bob, parco avventura, downhill, zipline in costruzione. E poi villaggio degli gnomi, maneggio, tubi e il museo dell'acqua. Ma adesso è il nostro momento, sì, si scende a velocità supersonica sul fan bob. Andiamo. In questa nostra prima puntata dedicata ad Asiago Go Green, ospiti con noi Licia Colò. Buonasera Licia. Ciao, buonasera a tutti. Qual è il segreto per far innamorare le persone della natura, in virtù della tua grande esperienza? Ma chissà qual è il segreto. Se l'avessi scoperto non avremmo più tutti i problemi che abbiamo. Sicuramente per amare la natura, la gente la natura la deve conoscere, la deve vivere direttamente in prima persona, perché chi sale su una montagna, chi sente il profumo delle piante, chi vede degli animali, secondo me non può non innamorarsene. Cosa vuol dire vivere la natura? Vivere la natura significa essere molto semplici, lasciare magari a casa tanti orpelli, camminare da soli e non avere paura della solitudine, perché la natura non ti lascia mai da solo. Natura e giovani, quale può essere il connubio?
Sicuramente ci sono molti giovani che sono operativi, si danno da fare, fanno tanto per rispettare l'ambiente, però ce ne sono forse molti di più che se ne disinteressano, perché forse la natura appare meno divertente rispetto ad altri intrattenimenti. Nessuno mi ha mai detto tu devi amare la natura. I miei genitori semplicemente mi portavano a camminare in montagna e io mi sono innamorata della natura perché ne ho scoperto il grande valore e la bellezza. Quindi insomma è il messaggio che dovrebbe arrivare ai giovani, che trasformerebbe i giovani. Tanti gli ospiti di questa serata, ma qual è il legame? Qual è il filo rosso che li unisce? Perché? Guarda, inizieremo con una frase meravigliosa che dice tutta e ve la dico in anteprima. Partiremo da Galileo Galilei e dal suo maestro. Bertolt Brecht lo racconta così. Quando Galileo Galilei abiura la sua teoria e dice ok, non è vero che la Terra gira attorno al Sole, ma è il contrario, il Sole gira attorno alla Terra, il suo discepolo dice sfortunata la Terra che non ha eroi, perché avrebbe preferito che Galileo morisse piuttosto di rinnegare questa teoria scientifica. E Galileo gli risponde no, sfortunata la Terra perché ha bisogno di eroi. Ecco, noi non parleremo di eroi questa sera, ma parleremo di tante persone che vogliono essere custodi della nostra terra e tutti potremmo essere custodi e lo si può fare nei confronti di tantissime realtà diverse. Se ognuno di noi fosse un piccolo custode, la terra probabilmente avrebbe bisogno meno di eroi. Grazie. Grazie a te. Con noi questa sera uno dei tanti ospiti, Michele Dotti. Cosa ci presenterai questa sera? Questa sera parliamo di consapevolezza ambientale. La consapevolezza per me è come una bussola, io la immagino così. Quindi non ci dice dove dobbiamo andare, però ci dà gli strumenti per orientarci e per fare le nostre scelte. Grazie a Dio queste scelte sono sempre più attente all'ambiente e di questo devo fare i complimenti ad Asiago, al sindaco, a tutti i cittadini che questa sera aspettiamo numerosi. Come si sta evolvendo questo mondo, il nostro pianeta? Tantissimo è cambiato. Ci sono stati grandi progressi sociali dal punto di vista dei diritti, dell'educazione, della qualità di vita, però molti di questi progressi sono stati ottenuti con un impatto ambientale insostenibile. La vera sfida della nostra generazione è rendere sostenibili questi progressi e stiamo lavorando per questo. Sono sfide raggiungibili? Sì, auspicabili. Sono sfide alla nostra portata, però bisogna sognarle. Walt Disney diceva se puoi sognarlo puoi farlo, ma se non lo sogniamo mai un mondo migliore, se tutta l'informazione, qui mi rivolgo a voi che avete un ruolo anche, no? Continua a raccontare il futuro sempre solo in maniera apocalittica, post-apocalittico, distopica, è difficile pensare che i nostri ragazzi possano sognare un mondo migliore e impegnarsi per realizzarlo. Allora diamo un messaggio positivo ai nostri telespettatori. Il bicchiere non è né mezzo pieno né mezzo vuoto. Basta alzarci e andarlo a riempire. Grazie Michele. Grazie a voi. Il cambiamento è già in cammino e ad Asiago abbiamo scelto di guidarlo. Asiago Go Green è la prova che il futuro non si aspetta, ma si costruisce insieme.